Dobbiamo cogliere la grande opportunità del PNRR, lavoriamo tutti insieme per la Sicilia e i siciliani, no alle polemiche, questo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione dell'Ars Margherita Larrocca Ruvolo a proposito della programmazione regionale dei fondi del PNRR destinati al settore sanitario e sociosanitario che ammontano complessivamente a circa 800 milioni di euro. Il piano è ancora in fase istruttoria ed è stato illustrato dall'assessore per la salute Ruggero Razza alla sesta commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Abbiamo chiesto all'assessore che il piano di ripresa e resilienza da presentare al Ministero passi dalla commissione di merito, perché è un atto gestionale, in quanto tale la commissione ha il dovere e il diritto di esaminarlo. Stessa cosa abbiamo e chiederemo per quanto riguarda il piano della misura C2, formazione, digitalizzazione e investimenti. Anche su questo, ancor prima di qualunque iniziativa, chiederemo all'assessore di condividerlo con la commissione. Dobbiamo cogliere questa grande opportunità che ci viene dato dal piano di ripresa e resilienza per offrire una sanità migliore ai nostri concittadini, e non può essere appannaggio o di una forza politica piuttosto che di un'altra, né di campagna elettorale. Questo è quello che un po' è venuto fuori in questi giorni con alcuni cenni di polemica. La polemica non la vogliamo.